Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati, sono il maestro Fide Nicolo Napoli e anche quest'oggi ho il piacere di mostrarvi una partita che ho trovato particolarmente interessante. La partita in questione è stata giocata pochissimi giorni fa, quindi ci troviamo in Catalunya, vediamo con il bianco il grande maestro spagnolo Jaime Santos e con il nero il giovane maestro internazionale greco Anatole Vlachos. La partita è iniziata così, quindi E4 C5, siamo nel pieno della partita siciliana dove qui il bianco può decidere tra diverse mosse. Cavallo F3 che è la mossa della partita è senz'altro la mossa più giocata, chiaramente ci sono anche altre deviazioni. B4 è considerato un gambetto molto interessante da approfondire, soprattutto per i giocatori che abbiano capacità di creare tattiche e amino il gioco dinamico. Un'altra possibilità potrebbe essere C3. C3 prende il nome di variante Alapin, così come sviluppi come cavallo C3 in questo momento, che poi prende il nome di siciliana chiusa qualora il bianco decida di non spingere più in D4. In partita, come dicevo, è stata giocata la mossa cavallo F3, quindi cavallo C6, e anche in questo momento la mossa D4 è tra le mosse considerate come principali. Qual è l'idea? Il bianco cerca immediatamente di portare un proprio cavallo verso il centro e da qui impostare la propria strategia. Ricordiamo sempre che ogni volta che un giocatore riesca a portare due pedoni al centro, quindi occupare le caselle centrali, quindi in questo caso il bianco la casella E4 e la casella D4, se il nero ha la possibilità di rimuovere uno di questi due pedoni deve assolutamente farlo, altrimenti corre il rischio che il bianco prima o poi decida di spingere uno dei due pedoni e a quel punto il bianco avrà un piccolo vantaggio di spazio che, se gestito bene, sicuramente si converte anche in vantaggio di materiale. Quindi cavallo C3 è la mossa della partita. Cavallo C3 io la definirei una mossa elastica, perché il bianco ancora non vuol far capire al suo avversario, al nero, cosa voglia fare, perché prima o poi potrebbe fare D4, quindi rientrare nella variante principale, oppure aspettare di capire come il nero voglia sviluppare i suoi pezzi, quindi è una mossa di attesa. Cavallo F6 è la mossa di Anatole Vlachos. Chiaramente è una mossa impegnativa, per quale motivo? Perché non impedisce assolutamente che il pedone bianco possa andare in avanti. Il problema che il bianco porti in avanti il suo pedone è che questo pedone difficilmente sarà possibile difenderlo con altri pedoni, quindi potrebbe rapidamente trasformarsi in un obiettivo per il nero. Cavallo G4 in questo momento sarebbe una mossa interessante, attaccando il pedone che è rimasto da solo, diciamo, nello schieramento nella parte di scacchiera del nero. Regina 2 è l'unico modo per difendere, però dopo regina C7 effettivamente questo pedone si trova attaccato 3 volte con facilità dal nero, che chissà più avanti potrebbe anche portare un quarto attaccante, quindi giocare G6, alfiere G7, il solito alfiere in fianchetto che controlla le case centrali, quindi questo pedone 5 si trova accerchiato dai pezzi neri. Difficilmente il bianco riesce a difenderlo. Ovviamente il bianco potrebbe avere o creare qualche gioco complesso, ad esempio con un salto immediato di cavallo al centro. La regina è sotto attacco, la regina si sposta mantenendosi sulla diagonale. È chiaro che il giocatore che ha un pedone in meno, o perché l'ha sacrificato o perché semplicemente l'ha perso, capita a tutti di commettere degli errori in apertura, magari l'apertura non va proprio come l'abbiamo preparata. Nel momento in cui ci rendiamo conto di essere in svantaggio non devo fare altro che complicare il gioco, tornando molte mosse indietro, quindi siamo in questa posizione e qui il bianco ha deciso di giocare una mossa un po' più tranquilla. Alfiere B5, qual è l'idea? Diciamo che il nero prosegue in modo tranquillo, una mossa lineare potrebbe essere spingere il pedone in D6. A questo punto il bianco ha una mossa strategicamente molto forte che potrebbe essere questa. Io spingo il pedone, sto attaccando il cavallo del mio avversario e qualora non mi catturi potrei sacrificare, o meglio, cambiare il mio alfiere per il cavallo avversario, obbligarlo alla ripresa e a questo punto riprendo al centro. Cosa accade? Il nero si ritrova rapidamente con due pedoni abbastanza brutti, perché sono due pedoni scusate, sulla stessa colonna, quindi sulla colonna C non è più possibile difendere questi pedoni con altri pedoni, e allora la posizione si considera sicuramente migliore e più facile da gestire per il bianco, che comunque con un cavallo al centro già sta creando le prime minacce, perché questo cavallo punta il pedone C6, successivamente potrebbe arrivare anche la regina VF3 e così via. Quindi D6 è una mossa molto importante da giocare, perché è chiaramente una scelta molto difficile e impegnativa da parte del nero. Regina C7 è la mossa della partita.
Qual è l'idea? Se il mio avversario mi cambia in C6, io semplicemente riprendo di regina, quindi non ho alterato la mia struttura pedonale e allora a questo punto ho giustificato un po' tutte le mosse che ho fatto. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Dopo regina C7 arriva la mossa più semplice. Qual è la mossa più semplice? Io in apertura devo conquistare il centro, sviluppare i pezzi, dopodiché mettere al sicuro. Quindi arriva la Rocco e in questa situazione ci sono due condizioni, due importanti osservazioni da fare. Il bianco ha praticamente completato lo sviluppo, ad eccezione di quell'alfiere di case nere che è ancora nella posizione iniziale, il bianco ha sviluppato tutti i suoi pezzi. Il nero si ritrova con il re al centro. Quindi in questa condizione in cui un giocatore, in questo caso il bianco, abbia più spazio, abbia un vantaggio di sviluppo, non deve fare altro che aprire la posizione al centro. Quindi l'idea del bianco è senz'altro realizzare questa spinta centrale con il pedone che va in D4. La partita prosegue, quindi A6, alfiere per cavallo, pedone riprende alfiere, a questo punto apriamo il gioco. È chiaro che per giustificare il fatto di aver giocato una mossa come regina C7, il nero dovrebbe catturare di regina. E qual è il problema? Il problema è che il bianco continua sempre con la sua idea, gioco il pedone in D4, prendo spazio e dopo dei possibili cambi continuo a portare i miei pezzi verso il centro e guadagnare mosse contro il mio avversario. Quindi il bianco, mossa dopo mossa, sta migliorando la sua posizione, mentre il nero ha ancora in ritardo di sviluppo. In partita quindi è stata giocata la cattura e la ripresa in C6 di pedone per cercare rapidamente di sviluppare un alfiere chissà in G4 inchiudando il cavallo e rapidamente cercare di arroccare per mettere il nostro re al sicuro. Quindi D4 per il bianco, una mossa logica, vantaggio di sviluppo, apre il centro, cattura di regina, alfiere G4, così come previsto. Qual è l'idea? Potrei da nero prevedere torre D8 guadagnando una mossa contro la regina, o se è possibile arroccare lungo. Quindi E5 per il bianco. Diciamo che qui il bianco sta già pressando il nero. Perché? Perché ha completato lo sviluppo, sta cercando sempre di creare delle minacce contro i pezzi avversari. Io attacco il mio avversario, lui è costretto a tornare indietro e nel momento in cui è costretto a muovere più volte gli stessi pezzi vuol dire che non arroccherà con così tanta facilità. Torre di 8 la mossa della partita, la regina si sposta in A4 mantenendo un contatto con l'alfiere, quindi obbligando il cambio in F3. Il bianco riprende il cavallo e a questo punto chiaramente c'è una minaccia di guadagnare materiale perché l'alfiere in F3 deve essere spostato, deve essere rimosso. L'alfiere va in D5 e qui una mossa molto logica. Torre di 1. Torre di 1 è una mossa con due idee. La prima idea è sfruttare l'inchiodatura del pedone C6, perché questo pedone chiaramente si trova sulla stessa traiettoria dell'avversario e della mia regina, quindi non sta intervenendo in difesa. Se la mossa fosse al bianco, il bianco semplicemente cattura in D5 e guadagnerà un pezzo. E l'altra idea è chiaramente completare lo sviluppo portando un alfiere in F4 attaccando la regina. Quindi la partita continua con alfiere 6 e vi dico che alfiere 6 magari è un'ammissione di aver giocato male, di aver perso qualcosa in apertura, perché chiaramente se io raggruppo tutti i miei pezzi vuol dire che non sono stato in grado di di completare lo sviluppo, di portare nuove idee all'interno della scacchiera. Alfiere F4, mossa abbastanza logica, attacco la regina del mio avversario, cambio delle torri e la regina è costante C8. Facendo una fotografia in questa posizione cosa ci accorgiamo? Una regina, un cavallo, un alfiere, una torre sono già disposti contro il lato di regina, comunque contro il centro, il mio avversario è ancora con il re al centro, quindi una coordinazione possibile tra loro crea quell'armonia che potrebbe permettermi di vincere. Il pedone in F6 è chiaramente fastidioso, questo pedone deve essere ripreso quanto prima. Il bianco ha deciso di non preoccuparsi di catturare in E7 o di catturare in G7 per non accelerare lo sviluppo avversario, ha semplicemente giocato regina 5. Regina 5, anche questa mossa nasconde due idee. La prima, mantenere un controllo su D8. Quindi regina e torre si coordinano su questa casella vicino al re avversario. E la seconda, che è un'idea ancora più complessa, è lasciare libera la casa 4 a dei possibili salti di cavallo.
In partita hanno continuato con la cattura in F6 e a questo punto arriva una mossa veramente affascinante che è questa. Alfiere C7, qual è l'idea? L'idea è entrare in D8 e a quel punto il mio avversario è costretto a perdere la regina, o meglio dovrebbe sacrificare la regina, ma il materiale darà al bianco una posizione nettamente vinta. Come proseguire? Se l'idea del bianco è entrare in D8, io metto un alfiere in D7, chiudo la colonna, magari rapidamente farò alfiere G7 a rocco corto, da nero sembra che non abbia più problemi. E invece non è così, perché qui il bianco ha questa manovra, questo salto di cavallo che in poi partita ha obbligato l'avversario, quindi Anatole Vlachos, all'abbandono, e con l'idea io salto con il cavallo in E4, voglio andare in C5, voglio attaccare l'alfiere. Quando l'alfiere si sposterà, allora a quel punto ritorna l'idea della torre in D8. Se il mio avversario giocasse una mossa come E6 per evitare alfiere C5, il problema del nero è che la cattura in F6 con scacco, anche questa porterebbe a un importante vantaggio di materiale. Spero che questa partita vi sia piaciuta. Come sempre trovate l'analisi della partita nella descrizione qua sotto, quindi nella descrizione del video trovate il link l'ICES all'analisi della partita. Detto questo, vi aspetto per i prossimi video. Se avete dei consigli o comunque curiosità, scriveteli qui nella descrizione del video e cercherò di accontentarvi per la produzione delle prossime registrazioni. Ciao a tutti e appuntamento alla prossima. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!